Intanto vorrei ringraziare il Comitato per la valutazione della legislazione per questa relazione e come movimento volevo sottolineare l'importanza della valutazione dell'efficacia delle leggi, una valutazione che anche sullo stato e sull'efficacia anche delle altre leggi che sarebbe importante fare sempre prima di legiferare. E vorrei partire un po' anche da lontano, dalla legge 1/2014, una legge che lo ricordo non stanziava €1 e che una legge che all'epoca in realtà noi abbiamo votato, abbiamo sostenuto, che però agiva, come è già stato detto da altri consiglieri, solamente in maniera sulle nuove installazioni di apparecchiature. Questa legge, tra l'altro, noi avevamo fatto varie proposte, tra l'altro quella di valutare la possibilità di mettere una tessera per identificare chi gioca e per limitare anche la possibilità di giocare, tra l'altro una proposta che all'epoca c'è stata bocciata e che poi è stata avanzata durante la discussione del Comitato da uno esponente del PD. Avevamo fatto la proposta sulla retroattività che c'era stata bocciata all'epoca e che abbiamo continuato poi a presentare e su cui abbiamo chiesto un approfondimento poi con un ordine del giorno col parere dell'Avvocatura e che oggi sappiamo che si può fare, basta la volontà politica, se si vuole si può fare, valutiamo l'efficacia di questa misura, ma se c'è la volontà politica si può agire anche sulla retroattività. È depositato un nostro stralcio che si può discutere in qualsiasi momento. Avevamo fatto anche innumerevoli altre proposte, tra l'altro lo ricordo, si possono anche aumentare i luoghi sensibili. Noi avevamo identificato con il regolamento alcuni, altre regioni, altri comuni hanno fatto anche altre proposte a riguardo. Io volevo ricordare, con questa legge abbiamo istituito un tavolo tecnico che tra l'altro una delle proposte che aveva fatto era quello di lavorare sulla pubblicità, e lavorare sulla pubblicità sappiamo che qualcosa riusciamo a fare a livello locale ma soprattutto a livello nazionale. Io infatti avevo presentato, primo firmatario, un ordine del giorno per chiedere che a livello nazionale sia calendarizzata il prima possibile una legge per fare il divieto totale della pubblicità dell'azzardo, come richiesto dal tavolo. Lo ricordo, quest'Aula ha bocciato questo emendamento. A quell'epoca però in realtà era stato approvato un altro emendamento della maggioranza, quindi parlo del 16 marzo, l'ordine del giorno della consigliera Cremaschi, in cui si diceva di predisporre tempestivamente, in collaborazione con gli uffici, uno studio che consenta di approfondire e migliorare la legge in sintesi. Ecco, parlo del 16 marzo, si diceva tempestivamente. Adesso nell'ultima riunione che abbiamo fatto in terza commissione, anch'io ho sottolineato l'importanza di istituire un tavolo per discutere assieme di come possiamo migliorare una legge che io voglio ricordarlo, in gran parte non solo è stata inapplicata, è stato fatto un marchio no slot che è stato messo nel cassetto. La legge prevedeva riduzione dell'IRAP e non si sono volute fare. Io voglio ricordarlo, che sia messo anche a verbale, la prima firmataria ha detto o si applica la legge o io ritiro la mia firma da questa legge. Questo non è uscito sui giornali, mi sembra una cosa significativa perché già c'era una legge timida che poi non è stata neanche applicata. Allora, se c'è la volontà politica si possono fare molte cose e naturalmente non sarà solo la retroattività che darà efficacia al contrasto dell'azzardo. Sappiamo che le competenze sono diverse, bisogna agire a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale, perché anche i comuni possono aumentare le distanze, stabilire nuovi luoghi sensibili, fare ordinanze e i sindaci a 5 Stelle lo stanno facendo. C'è un'ordinanza del sindaco Appendino che entrerà in vigore col 10 di ottobre in cui lei limita gli orari in cui possono essere aperte le sale giochi. Sono tutte cose che si possono fare, si possono mettere in legge, basta volerlo. Io vorrei concludere dicendo che bisogna scegliere se vogliamo investire nell'economia reale o se vogliamo investire in un'economia malata che porta in ginocchio le famiglie e che, come è già stato detto, porta ad alimentare il riciclaggio di denaro, l'usura e un'altra economia che mette in ginocchio quella reale. Per cui
vorrei concludere dicendo che l'azzardo è una bugia, è una grande bugia. In questi mesi abbiamo sentito anche raccontarci un sacco di bugie di cose che non si possono fare. Adesso sappiamo che queste cose, anche grazie alle parole dell'avvocatura, si possono fare. Basta la volontà politica e possiamo farlo. Grazie.